Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, alle principali notizie. Vigilia dei morti, ricorrenza che in Sicilia rinsalda i rapporti familiari. Al cimitero di Catania, servizio d'ordine e autobus efficienti, anche quelli per disabili, ma pure colombaie ancora al buio, tombe a terra sventrate, erbacce e qua e là manca l'acqua. La festa del 2 novembre è sempre molto sentita, tra il ricordo dei defunti, il dolci, l'attesa dei regali per i più piccoli, ma la suggestione di Halloween conquista sempre più i giovani. Palermo ogni giorno più violenta e pericolosa e intanto alla stazione centrale del capoluogo, così come in altre città italiane, arrivano i militari con compiti di sorveglianza. Palermo. Gossip scatenati, politica in subbuglio, un magnate giapponese prenota per sé e i 1400 suoi ospiti 2 grandi alberghi, il Teatro Massimo e il Politeama, forse per i suoi 73 anni, ma non è sicuro. Ad Oliveri, nel Messinese, il sindaco gira in bicicletta a caccia dei rifiuti. Una buona pratica, sostiene, che deve coinvolgere tutti. I cittadini sono sentinelle degli spazi pubblici. Calcio, a Brindisi, partita della verità per il Catania. In Puglia i rossazzurri proveranno a riscattare la sconfitta interna con l'Avellino e cambiare marcia, come chiesto dal vicepresidente Grella. In trasferta anche il Messina, che a Taranto recupera il match valido per la terza giornata. Modica ritrova Manetta e Plescia. Ben trovati, Ponte di Ognissanti all'insegna della tradizione, migliaia i catanesi in visita al caro estinto al cimitero di Catania, servizio d'ordine e autobus efficienti anche per i disabili, ma sono tante le segnalazioni di altri disservizi con intere aree dei Tre Cancelli al buio. Tonino De Mana. Io comunque sia, se ho dei fiori in più sono sempre propensa a lasciarli, anche se non conosco. Nel segno della tradizione sono migliaia i catanesi in visita in queste ore al caro estinto. Preso d'assalto il cimitero di via Acquicella, che già di buon mattino è meta di un vero e proprio pellegrinaggio che proseguirà anche domani e nei giorni a seguire, almeno fino a domenica. Tutti con un fiore in mano, chi si intrattiene per molto tempo, chi si ferma per una veloce preghiera, chi invece ha un fiore che avanza e decide di lasciarlo magari in una delle tante tombe abbandonate. Hai visto cosa c'è? Tombe abbandonate, lapidi che non sono messe al suo posto. C'è marmo ovunque, anche marmo di nomi disseminato per terra, è difficile anche ritrovarli poi un giorno. Certo, non si troveranno più, al momento che uno dovrebbe cambiare qualche locolo qua, nemmeno le ossa si trovano qui sotto. Io ogni volta che vengo mi creda, mi piange il cuore. Girare con microfono e telecamera all'interno del cimitero attira interesse e curiosità e sono in tanti a voler prendere la parola, ma per denunciare una serie di disservizi, quello più comune, la mancanza di luce. Continui furti di rame hanno lasciato letteralmente al buio quest'ala del cimitero e un'ala nuova, e così questa parete che vedete nelle immagini è al buio da quasi 2 anni. Sono a buio da 2 anni e farò sicuramente la disdetta. Abbiamo fatto giustamente tante richieste sia al comune e tutto, ma ci dicono che si è rotto un pezzo e è costoso, non lo possono comprare, non lo so. In alcuni casi manca l'acqua, anche se la maggior parte delle fontane sono state riparate in extremis. In compenso non mancano le erbacce, mentre molti vialetti mostrano i segni dell'abbandono e dell'abusivismo, con improvvisate panche ed altarini di fortuna. Disordinato anche il piazzale antistante la confraternita di San Giuseppe e San Giovanni Battista. Non occorrono altre parole, bastano le immagini per mostrare un simile scempio, con marmi distrutti e rifiuti di ogni tipo che ricoprono persino i loculi. In compenso e a differenza degli altri anni è ordinato l'afflusso al cimitero con un imponente servizio d'ordine garantito dalla Polizia Municipale ed un efficiente servizio di trasporto della MT, e domani si replica per il giorno clou della ricorrenza. Eh sì, perché la festa dei morti rimane in Sicilia una delle ricorrenze più sentite, tra il ricordo dei defunti naturalmente, ma anche i dolci e l'attesa dei regali per i più piccoli. È una tradizione che ancora regge, ma che perde slancio a favore di Halloween. Eva Spampinato.
festa dei morti contro Halloween, chi vince? Per noi siciliani la festa dei morti. Per i ragazzini che stanno crescendo purtroppo Halloween. Ma c'è chi resiste e continua a tramandare la storia e le tradizioni di una delle ricorrenze cristiane più sentite in Sicilia, la festa dei morti, che i più grandi ricordano come un momento di grandissima gioia e che i più piccoli conoscono forse troppo poco. Io ricordo quando ero bambina era una gioia immensa perché si andava sotto i letti dei nonni e si andavano a cercare tutti i giocattoli. È un modo proprio per celebrare e ricongiungersi affettivamente con le persone care che non ci sono più. La tradizione vuole che nella notte tra l'1 e il 2 novembre i defunti portino giochi e dolci ai bambini e così scatta la corsa all'acquisto del regalo last minute. Sì, qualcosina per i bambini all'ultimo momento. Non abbiamo questa consuetudine di festeggiare. Però avete festeggiato Halloween? Sì, quello sì, a scuola ormai i bambini è inevitabile che lo facciano. Una volta si festeggiava in modo diverso. Mi ricordo la festa si avvertiva molto di più, oggi i divertimenti dei bimbi sono i telefonini, queste cose qua. Una volta la festa dei morti per il giocattolo era più importante del Natale. E non esiste festa in Sicilia che non venga vissuta anche all'insegna della buona cucina, in questo caso dei dolci tipici della tradizione. Sono le rame di Napoli, questo è proprio il dolce per eccellenza catanese, l'inzuddi, Regina Bersaglieri, la frutta martorana è storica siciliana. Resiste a tavola la tradizione? Sì, ancora sì. E se Halloween morde, le zucche non potranno mai prendere il posto delle bontà artigianali della nostra terra. Assolutamente, ma intanto a proposito di Halloween, a Menfi, nell'Agrigentino, la Guardia di Finanza ha trovato 14 lavoratori in nero in un locale del centro storico dove era stata organizzata una festa abusiva proprio all'insegna del dolcetto scherzetto. È stato denunciato il titolare del ritrovo, sequestrata anche la lista degli invitati, 800 persone, i braccialetti per l'accesso e i contanti che sono provento di una vendita illegale dei biglietti. Voltiamo pagina, Palermo si scopre ogni giorno più violenta e pericolosa e intanto alla stazione centrale del capoluogo, così come in altre città italiane, arrivano i militari con compiti di sorveglianza. Marco Gullà. Da Mondello al centro storico per passare da Sfera Cavallo e anche dal Capo. Aggressioni, violenza comune denominatore di tanti quartieri di Palermo. Risse, rapine, aggressioni per futili motivi anche per una precedenza non rispettata. Un rider selvaggiamente picchiato. Il capoluogo siciliano si riscopre violento e pericoloso. Quasi all'ordine del giorno si registrano episodi inquietanti. La control room istituita dall'amministrazione comunale sembrano scoraggiare più di tanto violenti. Gli episodi continuano. Le gang non temono nemmeno le forze dell'ordine. Intanto 400 militari dell'esercito in tutta Italia, di cui circa una trentina a Palermo, saranno impiegati per rafforzare l'azione di vigilanza e di contrasto ai fenomeni criminali avviata nelle principali stazioni ferroviarie del paese, dove transitano giornalmente decine di migliaia di persone. Proprio nella zona della stazione centrale di Palermo negli ultimi mesi si sono susseguiti episodi di violenza e rapine denunciati anche dai frati minori della parrocchia Sant'Antonino. Il problema è che non si può pensare che sia solo questo della stazione, perché il nostro centro storico necessita di tante attenzioni e di una sorveglianza migliore di quella che attualmente c'è, perché diciamo che il cittadino viene abbandonato un po' a se stesso e deve provvedere da solo a trovare le soluzioni sulla criminalità che ogni giorno dilaga sempre di più nel centro storico di questa nostra benedetta e meravigliosa città. I 36 militari saranno sicuramente d'aiuto alla città di Palermo e soprattutto al centro storico, ma non basta. Noi abbiamo bisogno delle forze del nord che hanno il polso della situazione, che conoscono i residenti, i cittadini, che sanno come muoversi. La domanda sorge spontanea: basteranno i militari a scongiurare l'allarme violenza a Palermo? E a complicare le cose a Palermo ci pensa anche un magnate giapponese che ha prenotato per sé e i suoi 1400 ospiti 2 grandi alberghi, il Teatro Massimo e il Politeama, tutti per i suoi. Forse per i suoi 73 anni, ma non è sicuro. Gossip scatenati, politica in subbuglio. È vero Emanuela Corsi?
Sì, Michele, a far discutere questo multimilionario giapponese si chiama Kaoru Nakajima e ha scelto Palermo per una convention esclusiva che si terrà dal 3 al 5 novembre con feste ed eventi per la quale è previsto l'arrivo di ben 1400 persone provenienti da tutto il mondo. Il tycoon non solo ha affittato tutte le stanze dell'hotel, Grand Hotel delle Palme e di Villa Igea, che sono 2 alberghi di lusso del capoluogo, ma per 7 giorni l'intero teatro Politeama, dove si svolgeranno cene di incontri, e anche il Teatro Massimo, dove è in programma l'esibizione di artisti e musicisti. Si parla anche del figlio di Andrea Bocelli, Matteo. Si vocifera pure di un'esibizione dello stesso Nakajima, che oltre a essere uno degli uomini più ricchi del Giappone per aver fatto fortuna con il marketing multilivello, è anche un musicista e scrittore. Ma veniamo adesso alla polemica politica, perché il presidente della regione Schifani si è irritato soprattutto con il sindaco La Galla, perché ha preso la notizia dell'affitto dei 2 teatri attraverso i giornali. Il governatore pone il problema della mancata riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per la gestione e la prevenzione della sicurezza dell'evento, in quanto, ha detto, mai informato da chi di dovere di questo grande appuntamento. Ma ha parlato anche dell'opportunità di fruire dei gioielli della cultura, appunto, di Palermo, convertendoli a certi tipi di attività. Mi auguro, ha detto ancora il governatore, che il ricavato perlomeno di queste serate nei 2 teatri palermitani venga devoluto in beneficenza. Non è mancata subito la risposta del sindaco La Galla, che ha detto: reputo francamente eccessiva ogni preoccupazione per la sicurezza, che in ogni caso sarà ampiamente garantita dai competenti e locali organi di vigilanza e controllo del territorio. E inoltre ha aggiunto che secondo lui questo evento di tale portata avrà delle ricadute positive per quanto riguarda l'economia, ma anche per l'immagine della città. Togliendo la polemica politica, però, restano ancora tanti misteri. Infatti a Palermo sui siti di informazione e sui social stanno impazzando notizie e commenti su questo grande evento del ricco giapponese. Finora si è detto che Nakajima veniva qui in Sicilia per festeggiare il suo 73esimo compleanno, ma in realtà si è scoperto che sarebbe nato il 7 marzo del 1952, quindi come potete ben vedere le 2 date non coincidono. E poi top secret anche la lista di questi nomi, di questi invitati che arrivano da tutto il mondo, ma anche sullo stesso eclettico multimilionario si sa veramente poco. Le uniche informazioni si possono raccogliere con molte difficoltà sul web. Per esempio si sa che è fondatore di Ekel, un sito giapponese il cui accesso però non è libero, e di Top 4. Grazie Emanuele, lasciamo Palermo in subbuglio e ci trasferiamo ad Oliveri, nel Messinese, dove il sindaco gira in bicicletta a caccia di rifiuti. Una buona pratica che deve coinvolgere tutti, dice: i cittadini sono sentinelle degli spazi pubblici. Giusy Lazzara. A Oliveri, il piccolo comune nel Messinese, il sindaco e gli amministratori sperimentano ogni giorno buone pratiche per tenere pulite strade e piazze. In bici, con una cassetta di legno, il sindaco Francesco Iarrera va in giro a raccogliere i rifiuti abbandonati. E lo faccio tutti i giorni, per tutto il giorno, cioè io mi sposto giornalmente con questa bici e tutte le volte che incontro una bottiglietta, una carta, la metto all'interno di questo cestino. La risposta devo dire che è buona. Ci sono molti bambini che adesso mi vedono, insomma, basta uno sguardo certe volte e tu arrivi a raccogliere magari la bottiglietta che avevano lasciato a terra pochi minuti prima. Ma non si ferma il sindaco, ha trovato un altro modo per fare sport e combattere l'inquinamento. Io ho un gruppo di amici con cui vado a correre 2 o 3 volte a settimana e adesso già da un po', quando corriamo facciamo lo stesso tipo di lavoro che facciamo con la bicicletta, cioè raccogliamo i rifiuti. Oliveri conta 2000 abitanti. Se si pensa alle realtà metropolitane di Palermo, Catania e Messina, è difficile immaginare una soluzione dove si vive l'emergenza rifiuti. Io credo che sia replicabile su larga scala. Oggi potrebbe, ritengo, nascere un movimento che parte dal basso di cura degli spazi, cioè il cittadino che diventa una vera e propria sentinella degli spazi pubblici. L'esperimento del comune di Oliveri ha avuto il riconoscimento della giuria al premio per la mobilità sostenibile Urban Awards 2023.
Complimenti al sindaco di Oliveri. C'è stato purtroppo un incidente mortale a Siracusa, a perdere la vita un uomo su un calesse trainato da un cavallo. Una macchina li ha presi in pieno e poi è fuggita facendo perdere ogni traccia. L'uomo, Antonio Di Nicola, aveva 69 anni. Poco fa un peschereccio con 400 migranti è stato bloccato in mare dalla Guardia Costiera che lo ha scortato fino al porto di Lampedusa. La macchina dell'accoglienza si è subito messa in moto a Molo Favarolo, dove i migranti saranno sbarcati. Ci sono poliziotti, operatori della Croce Rossa, medici e infermieri del poliambulatorio. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco ci sarà il calcio con Catania e Messina che sono nel pomeriggio in campo. State con noi. Riprendiamo con il calcio, si recupera oggi la partita fra Brindisi e Catania, valida per la seconda giornata di campionato. I rossazzurri devono riscattare la sconfitta con l'Avellino e cambiare marcia per inseguire gli obiettivi fissati dalla società. Francesco Triolo. L'ora, anzi la partita della verità, delle risposte, di quel cambio di atteggiamento invocato appena ieri dal vicepresidente Vincenzo Grella, non più disposta ad attendere, a concedere alibi. Il Catania si gioca tanto della sua stagione nel recupero della partita contro il Brindisi, sfida insidiosa contro un avversario che non se la passa bene, reduce dalla sconfitta interna contro il Monopoli, pronto quindi a vendere cara la pelle a Brindisi. Lo considerano uno scontro diretto in chiave salvezza, visto che le due squadre sono separate da appena 2 punti, ma l'obiettivo fissato dalla società rossazzurra e ribadito ieri da Grella non lascia più spazio agli errori. Se si vorrà arrivare entro i primi 3 posti occorrerà accelerare da subito. Ecco perché dal Fanuzzi passa un bel pezzo di futuro e di ambizioni del Catania. Danucci, tecnico del Brindisi, è squalificato e dovrebbe temporaneamente abbandonare il suo 3-5-2 per un più coperto 4-2-3-1 con l'ex Golfo, Folle e Lombardi, dietro Bonino, unica punta. Tabiani potrebbe cambiare qualcosa, considerate anche le tante partite da disputare e gli impegni ravvicinati. In attacco, complice anche la perdurante assenza di Di Carmine, dovrebbe giocare Sarao affiancato da Bocic con Chirico che potrebbe fare il trequartista, mentre in difesa Maffei potrebbe concedere a Mazzotta di rifiatare. A centrocampo Rizzi è ancora fuori rosa, si dovrebbe rivedere Guaini al fianco di Zammarini. Calcio d'inizio alle 16:15 e naturalmente c'è la possibilità di seguire con noi la partita sin dalle 15:45 con diretta stadio, con collegamento in diretta dal Fanuzzi, nel pre-partita e nel post-gara con le dichiarazioni dei protagonisti. Ancora calcio, trasferta impegnativa oggi con inizio alle 18:30 per il Messina a Taranto nel recupero della terza giornata del campionato di Serie C. Nella formazione giallorossa rientrano Manetta e Plescia. Sergio Colosi. Dall'emergenza all'abbondanza il passo è breve in casa Messina, dove in 3 giorni cambiano le prospettive di Giacomo Modica. Per la trasferta di oggi a Taranto il tecnico può contare su tutti gli effettivi, tranne l'infortunato Tropea. Nel recupero di campionato disponibili Manetta e Plescia, che nel 4-3-3 guideranno rispettivamente difesa e attacco. Il Taranto dell'ex Ezio Capuano ritrova il pubblico dello Iacovone nella gara che può portarlo al 4° posto solitario, ma dall'altra parte c'è un Messina capace di tutto, dopo la pessima figura col Brindisi e la buona prova di Crotone. Abbiamo quest'altra partita, speriamo di non aver accusato oltre misura quelle che sono state già le partite a distanza e quindi dobbiamo andare a giocare. Abbiamo di fronte una squadra molto forte, è cinica, è tosta, è guidata bene, sanno cambiare pelle in corsa e giocano bene. Sono punti meritati perché hanno rubato poco, tra virgolette rubato, nel senso che magari la fortuna non li ha assistiti più di tanto, sono punti che hanno meritato attraverso quello che è stato il lavoro di Capuano, attraverso quello che è l'applicazione di questa squadra e della qualità di questa squadra, quindi sappiamo che l'impegno è importante, ma noi non siamo meno, cercheremo di contrapporci con le nostre armi affinché possa
possa essere una partita bella, piacevole, avvincente. In difesa l'ex di turno Manetta farà coppia con Ferrara, lì a destra e Ortisi a sinistra, centrocampo con Frisenna, Franco e Giunta, in avanti Plescia supportato da Cavallo e dal vincente del ballottaggio Ragusa-Firenze. L'avete sentito, a Palermo tira un'aria di violenza gratuita e strafottente che mette ansia. Solo ieri 2 storie simili. Una ciclista investita in via Cavour da un pirata che per l'appunto si è guardato bene dal fermarsi e da soccorrere la poveretta. Quasi contemporaneamente una ragazza di 24 anni che attraversava la strada è stata centrata da uno scooter che manco a dirsi è filato via senza la minima esitazione. E non è tutto. L'altro giorno un rider è stato gratuitamente aggredito da 5 ragazzi nel quartiere Capo. E poi quasi ogni giorno, lo diceva il collega poco fa, notizie di risse tra giovani, baby gang, bulli vari, Sferracavallo, Mondello, lo stesso centro storico sono ormai quasi sinonimi di questo inquietante clima da Far West. Intanto le cronache raccontano di politici e amministratori infervorati nella ricerca non di uno stop a questa situazione, ma presi piuttosto in una girandola di incontri, litigi, vertici. Per che cosa? Per il rimpasto. Nella giunta comunale. Nel frattempo gli scricchiolii del malessere politico-partitico si estendono anche alla regione, già che ci siamo. Ieri il questore di Agrigento, dopo la maxi rissa in strada che nessuno si è dato la pena di sedare, che noi abbiamo mostrato, infuriato, il questore di Agrigento ha detto al TG Sicilia che chiuderà i locali con clienti e titolari indifferenti agli incredibili violenti scontri tra ragazzi in strada. Nessuna notizia del genere arriva invece da Palermo. Speriamo almeno che i soldati mandati da Roma per vigilare alla stazione centrale possano servire da stimolo per un più generale cambio di passo che è diventato francamente indispensabile. Ci fermiamo qui, Sicilia torna alle 20, grazie, buon pomeriggio.